si inizia a infornare il pane. Do 2 colpi ogni pane senza buco. È uscito il pane dal forno, lo cominciamo a cuzzare. Origano, sale e olio. Olio del nostro alle vere. Noi ci cuciamo, noi ci mettiamo le cristiane. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo tutti i dettagli. Il pane è tutto lievitato, eh? Se guardate ha fatto, diciamo, le cicatrici ed è pronto per essere infornato. E questo è il pane con buco. Detto in italiano ciambello. Questo è il momento finale. Il momento finale, sì. Dopo tanto lavoro, tanta fatica, adesso Abbiamo la cottura finale. Diciamo la soddisfazione finale. anche questo è un momento difficile perché bisogna fare in fretta. Deve fare in fretta perché il forno non si abbassa troppo di temperatura e nel frattempo, essendo scoperto, non fa una crosta di sopra, allora va a indurire. Diciamo più presto si fa e meglio è. Quanto tempo è lievitato oggi il pane? 3 ore, calcola 3 ore con questa bella giornata, con queste temperature 3 ore. Qual è il momento più faticoso, il momento più difficile di quando si prepara il pane? Ma diciamo è tutto l'insieme, perché si parte dall'impastatrice, poi si va a impanare, che noi lo impaniamo ancora a mano, poi il tempo di ritirare il forno, a ritirare tutta la brace, ci vuole, e poi diciamo che quello che viene più pesante è perché devi fare 3 lavori tutto in una volta: ritirare la brace, scoprire il forno, pulirlo e andarlo a infornare, non ti devi fermare. Questo qua ci avevamo una battuta, quando non viene troppo gonfio. Questa come si chiama questa forma di pane? Pastetta. Pane senza buco. Io lo batto così, quando viene più basso. Quindi c'è chi lo vuole con il buco e c'è chi lo vuole senza buco. Sai. E più a fette viene tagliato. Invece quello viene sempre il cozzo. E lo giri ne esce un goccio di pane. Questo è un forno enorme. Sì, un forno grandissimo, 4,5 metri per 4,5 metri. Quanti chili di pane può ospitare? Allora lui di casa ne ospita 70, noi lo mettiamo sempre di meno, come dicevo poc'anzi, per venire solo nei forni uguali infornati. Ma fino a 70 kg Dobbiamo fare entrare tutto il pane che vediamo lì oppure... sì, no, rimane qualcuno, rimane il tempo che lo stringiamo e poi rientra tutto. E poi dopo un po' bisogna girarlo. Sì, come fa i primi in fondo comincia a diventare rosso, lo incominciamo a girare. Che altrimenti, siccome la sotto la caloria di più, che l'aria non prende il forno, poi c'è primo. Essendo più davanti che c'è la porta, diciamo perde subito valore. Tu hai imparato a cucinare guardando tua mamma. Sì, quando mia mamma. Signora una cosa, quindi lei il pane è piccolissima. Imparato da mamma mia. È riuscita poi anche a imparare l'arte del forno, ad accendere il forno, tutto. No, ora tutto. Poi giriamo perché diciamo il lato sinistro l'abbiamo riempito, adesso andiamo a girare il carrello quando diciamo un forno dall'altro lato. Appunto. Adesso andiamo a infornare i filoni, che sono i pezzettini di pane da mezzo chilo. E questo è un lavoro che tu porti avanti tutti i giorni, Tutti i giorni, tutti i giorni, inverno, estate, tutti i giorni. Da 20 anni. È un lavoro che facciamo con passione e amore, perché non è da tutti poter fare questo lavoro. Già la mattina quando ti alzi devi essere felice e avere voglia di fare questo lavoro, altrimenti non viene nemmeno il pane buono. A che ora inizia la giornata? Allora noi iniziamo la notte alle 2:30, poi a pubblico siamo alle 4:30, ma già alle 5 abbiamo la prima infornata pronta. Quindi già alle 5 Abbiamo già la prima infornata pronta e poi dipende dalla richiesta, la vendita che abbiamo giornaliero, lo facciamo. Non abbiamo un numero preciso. ci sono già clienti che vengono alle 5 del mattino. Sì, già noi alle 4:30 siamo operativi, importiamo pane condito, panine, quello che necessita la persona. Quindi abitualmente quante infornate fate?
Saranno non tre infornate, sono dalle 150 a 300 kg di pane al giorno. Lo vendiamo tutto qua al pubblico, non forniamo nessuno, lo vendiamo qui a banco. Però c'è un'occasione per gustare. Sì. Questo pane anche nel cuore di Magnace. Sì, nella sagra 1, 2, 3 maggio. Ci sarà questo pane nel stand. Sì, lo potete gustare con la ricotta, calda e con la provola dei nebboli. Un'occasione in più quindi per visitare Magnace. È una cosa importantissima e bellissima, da non perdere. Questo è il pane fatto con il lievito madre, vero? Sì, lievito madre e grano duro siciliano. Amici di bella Sicilia. Qui si continua a infornare. Adesso ho preso questo bastone con questo coltello che lo usiamo per precciare, diciamo, per fare il buco alla spieda, al pane senza buco, perché essendo il forno forte e è senza buco, si alza la buccia e rimane l'aria dentro. Lo vado a forare con il coltello e lui si attacca di nuovo con la mollica. Come guardate qua come faccio, si vede benissimo. Do 2 colpi ogni pane senza buco, altrimenti si buca tutto. Quindi ci vuole tanta pazienza. Pazienza, occhio e volontà. E qui non manca la volontà di fare bene, far gustare un pane di qualità come una volta, vero signora Rosa? Lei ha insegnato ai suoi figli di mantenere alta la qualità e di lavorare soprattutto. Adesso lo vado a chiudere, lo vado a mettere, diciamo, lo sai, chiamiamo a ciappa e coperchio in modo tale che incomincia a cuocere e gli abbassa la temperatura. Quindi adesso quanto tempo resterà così il pane? Allora il pane adesso così sarà un 20-30 minuti, poi lo vado a girare tutto, che quello là lì in fondo lo passo tutti avanti e poi starà altri 20 minuti, 40-50 minuti ed è pronto. Già noi uscito il pane dal forno, lo cominciamo a cuzzare, con olio, sale e ricono. Davide, non resta altro quindi che gustare il pane Sì, condito, subito. appena sfornato. Andiamo al taglio. Già dal rumore il pane è cotto, si sente. Io gli dico ai miei figli sempre: accontentate i clienti. Fate un bel pane pronto, condito buono. Non vi interessa le spese, vi interessa che le persone vi dicano grazie, è stato un buon pane. Allora metto origano, sale e olio. No, olio nostro. Non olio comprato, olio del nostro alleverio. Noi ci cuochiamo, noi ci mettiamo, è cristiano. E questo quindi è il pane cunzato. Il classico pane, diciamo, cunzato, olio, sale e origano. Impossibile descrivere il sapore, bisogna gustarlo. Qui sopra metto ancora un po' di origano, col sale mi fermo perché già il sale ci è messo anche nel pane. Lo imbottisco, cerco di dare la sua forma. Come si chiama questa forma di pane? Il cuccedato, Cuccedato. ciambella, cuccedato. Noi lo chiamiamo cuccedato. Cotto nel forno a legna. Forno a legna, lievito tomate e farina di grano duro siciliano. E allora non resta che tagliarlo, fare le porzioni E Subito. gustarlo. e gustarlo qui a Magnace, aspettando il grande evento. Adesso Tra le mani. il voto ce lo dà Bella Sicilia. Allora, ricordiamo dove ci troviamo. Siamo a Magnace, la Spigadoro dei fratelli Costanzo. Venite a trovarci l'1, 2 e 3 maggio per la sagra della ricotta e della provola dei nebboli. Così potete gustare cose buone e respirare aria pura e pulita. 3 giornate imperdibili, Sì, sì, imperdibili. 1, 2 e 3 maggio. immersi nella natura. Nella anche. natura, sì, e nella bontà delle tradizioni e di tutto. E specialmente in questo bello verde. Grazie a Rosa, grazie a Davide, grazie a E allora Nunzio. pane in mano, tutte e tre, prendete una Da Magnace. Seguiteci anche su e Bella facciamo un Sicilia. grande saluto a tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Buona giornata, ciao Bella Buona Sicilia. giornata. Ciao amici. Grazie. Grazie e al prossimo video sulla pagina di Bella Sicilia.